Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Luigi Failla di Castelbuono, siamo sulle Madonie e Super Giovane Castelbuono, Partinica Audace, 19ª giornata del Girone A di eccellenza siciliana. Super Giovane in maglia e pantaloncini bianchi con il 4-2-3-1 di Marco Vittorietti, Campodonico in porta, in difesa da destra verso sinistra Vincenzo Mazzola, Pennisi, Manè e Mendia, a centrocampo Orosco e Marrone, Prestiani sulla tre quarti, a destra Ronde, Salvadori a sinistra. Tutti e tre dietro l'unica punta, la Vardera a disposizione in panchina man mano per la porta, poi Coppa, Presti Giovanni, Cotugno, Genovese e Gianmaria Mazzola al rientro da un piccolo stop, dunque soltanto 5 giocatori di movimento a disposizione in panchina per la squadra di casa. Risponde il Partinico Daci in maglia verde con dettagli neri e pantaloncini neri. 3-4-3 per Riccardo Abenante con Cascione in porta, Filì, Palazzo e Dembele in difesa. A centrocampo Barbara, Pipitone, Pulizzi e Caciccia, in attacco Maniscalchi, Crisantus e Olaoye, in porta c'è Sarr alla sua seconda da titolare di fila. Cascione in panchina assieme a Miceli, Cinà, Famà, Elia Marino, Davide Marino, Musso, Grillo e Ganci. L'arbitro della partita è Giuseppe Mandracchia di Agrigento. A disposizione per quanto riguarda i due assistenti ci sono Nicolò Somma di Palermo e Antonino Barbagallo di Enna. Quasi tutto pronto per iniziare. Il primo pallone verrà fatto rotolare dalla super giovane Castelbuono, reduce dal pareggio 1-1 a Castelvetrano contro la Folgore. Tutti comodi, è iniziata la partita. Invece da parte di Codaci è tornata la vittoria. Settimana scorsa un roboante 4-0 contro il Casteldaccia, nonostante un primo tempo in cui ha subito molto. In casa super giovane manca ancora la stella Marc Cabrera, impegnato con la nazionale boliviana Under 20, ha debuttato venerdì nel Sudamericano Under 20 con appunto la sua Bolivia nella sfida contro l'Ecuador, persa 2-1, dove la Bolivia era passata in vantaggio grazie anche a Cabrera che ha fatto l'assist, ha debuttato da titolare, ha fatto 87 minuti. Bolivia che poi ha subito i 2 gol che sono costati la sconfitta. Questa sera alle ore 22 la seconda partita della seconda giornata della fase a gironi contro il Brasile, favorito al passaggio del turno. Cross in mezzo, colpo di testa in tuffo e il passaggio vincente per Pulizzi. L'1-0 del Partinico Audace che la sblocca dopo 2 minuti di gioco. Il gol di Pulizzi sull'assist di Crisantus. È 1-0 per gli ospiti che la sbloccano immediatamente con Giorgio Pulizzi che così fa 20 in carriera e manda avanti il Partinico Dace. Il gol di Pulizzi, il quinto in 2 partite per il Partinico Dace. Inizio shock per la super giovane che prova una reazione guadagnando un calcio d'angolo. Alla prima chance la sblocca la squadra
di Abenante, vero è proprio match salvezza questo qui del Failla. Seguiamo quest'angolo con una traiettoria verso il secondo palo, il tentativo di Salvadori in spaccata oltre la traversa. Buonissimo l'impatto da parte degli ospiti, che invece oggi fanno a meno di Zerillo, che si è infortunato contro il Casteldaccio, è uscito per infortunio. Mancano anche Paradiso e Yakuba Traoré, oltre a Calaio da più tempo. Sono rientrati invece Miceli e Cinà dalla squalifica. Entrambi partono dalla panchina. Cinà ha preferito a Dembélé, uno degli ultimi arrivati. Prima parte di stagione alla città di Mister Bianco nel girone B. La super giovane, oltre a Cabrera, mancano da questa partita Billetta e Bio. Calcio di punizione per la super giovane Castelbuono, conquistato da Orozco, che l'altro ieri ha fatto 20 anni. È rientrato settimana scorsa anche lui da un piccolo stop. Tornando a formare la coppia con Marrone in mezzo al campo. La super giovane ha approcciato bene a questa partita, escludendo però il gol del Partinico Dace. Prima la chance con Salvadori, adesso questo calcio di punizione. In barriera ce ne sono 4 per il Partinico Dace. Il destro Prestiani, sì, va lui, prende in pieno Olaoye, la recupera Maniscalchi, si ferma, ne ha 3, attorno a lui recupero regolare con il pallone di Prestiani che non è passato. Allora Salvadori, l'attacco immediato di Alessio Barbara, chiuserà in rimessa laterale, la batte Mendia. Maniscalchi in mezzo a 2, recupera Marrone, si mette davanti all'avversario Pennisi, è rimessa per il Partinico Dace. Entrambe le squadre vogliono distaccarsi dalla zona play-out. Lotta salvezza molto serrata, con tantissime squadre nel giro di pochi punti, escludendo il Lascari che è ultimo a meno 10 dal Casteldaccia penultimo. Per quanto riguarda invece la giornata di oggi delle partite, si svolge la 19ª del girone A di eccellenza. Partendo da ieri però ci sono stati, potremmo dire, 2 anticipi, ma in realtà se ne è giocato uno con 24 minuti dell'altro. C'è stata la vittoria del Gela, che è momentaneamente primo in classifica, 3-0 a Castellammare. Poi c'è stato anche l'inizio, ma non la fine, di Parma-Valle Unitas Sciacca, sospesa al 24esimo sullo 0-0 per infortunio dell'arbitro. Questo pomeriggio il resto del programma, dove il San Giorgio Piana è passato in vantaggio poco fa contro l'Oratorio Marineo. Dunque San Giorgio Piana 1, Oratorio Marineo 0. Si giocano anche Don Carlo Misilmeri Massala, Casteldaccia Lascari, Athletic Palermo San Vitolo Capo e Accademia Trapani Folgore Castelvetrano. Occhio però alla super giovane, che continua a tenere il pallone. Pulizzi da terra continua a lottare, c'è la pressione di Marrone che recupera pallone per Ronde, cross in mezzo, un po' alto per trovare la Vardera, che ha realizzato il suo terzo gol contro la Folgore Castelvetrano con la maglia della super giovane Castelbuono, salendo a 6 nella classifica marcatori.
dati i 3 segnati con la maglia del San Vito del Capo nella prima parte di stagione. Invece lato Partinico Audace, il capocannoniere è David Olaoye. Qui intanto corre Barbara, si inseriscono i giocatori del Partinico Audace in 3 verso l'area. Barbara non ha il controllo giusto per poi effettuare il cross rimesso dal fondo. Pallone salvato da Mendia, ma lo va a riprendere il Partinico Audace. Crisantus, occhi anche su di lui a guidare il centro dell'attacco nigeriano classe 90, attaccante giramondo, anche campione del mondo con una selezione giovanile della Nigeria tanti anni fa. Approdato a Partinico durante questa stagione di eccellenza, campionato iniziato con la super giovane che adesso va con ronde. Spazio per Prestiani che aveva una strada davanti a sé, ma è mancato l'aggancio. Qui viene lanciato la Oie, chiusura di Mané, rimessa laterale per il Partinico Audace. Una bella trama, quella che ha portato al gol. Il cross di Macaulay Crisantus nella testa di Giorgio Pulizzi. La prima vera occasione di questa partita. Proprio l'autore del gol che batte questa rimessa laterale. È lunga. La super giovane lontana, ci pensa anche Orozco nella zona in cui non c'è nessun compagno. E allora si riparte dal capitano Emanuele Fili. Sarr. Fili. La sfiora marrone non la controlla bene Crisantus e allora il pallone è nuovamente di Piero Marrone, attaccato da Maniscalchi. Duello infinito, ancora Marrone se la porta vicino alla bandierina, riesce il varco per il passaggio in direzione Ginel Ronde, ma c'è il Partinico Audace che riparte da dietro. Attaccato Pitone, fallo di Prestiani e calcio di punizione. Si lotta in prossimità della linea del fallo laterale, Caciccia a terra, dato il fallo di Salvadori, punizione per la Partinico Audace, che sta capendo sempre di più come muoversi in mezzo al campo. Abbastanza aiutato anche al gol che è arrivato dopo 1 minuto e mezzo circa, qualche secondo in meno. La punizione battuta da Maniscalchi, passa male l'ex Lascari Cefalù. Pallone rilanciato, cosa che dà la possibilità alla super giovane di prendere metri, ma il possesso rimane di marca nero-verde. Lancio lungo di testa, non ci può arrivare Polizzi, c'è prima di lui Ronde. Adesso Marrone verso la Vardera, probabilmente in fuorigioco. Il pallone arriva a Charlie Sarr. Terza presenza per lui con la maglia del Partinico Audace, la seconda consecutiva. Riposa ancora
il più esperto Antonio Cascione. Avanza il Partinico Dace insistendo lungo la fascia di sinistra, c'è il cartellino giallo per Marrone, autore del fallo nei confronti di Caciccia. Va a Palazzo la battuta, il pallone verso la porta, illusione del gol con i tifosi del Partinico Daci che avevano esultato per il possibile 2-0, invece soltanto esterno della rete. Il più esperto in campo è nella rosa della Partinico Daci, escludendo la disponibilità in panchina della scorsa settimana per quanto riguarda Salvatore Scrozzo, che nella pratica si è ritirato nella scorsa estate, è stato il capitano del Partinico Dace fino alla stagione precedente. I tifosi della Partinico Dace discutono ancora su quello che poteva essere lo 0-2, con tante risate. E adesso c'è un'altra punizione con Maniscalchi che va sul punto di battuta col sinistro, Palazzo più arretrato. Va ancora Palazzo, rincorsa lunga per Maniscalchi, tira centrale per Campodonico. Punizione innocua per il portiere della Super Giovane Castelbuono, che va con questa verticalizzazione di Orozco. Recupera però la squadra di Abbenante. Porta palla Polizzi. Maniscalchi dietro per Filì. Barbara di prima. Avanza la squadra ospite. Crisantus. Traversione verso la profondità. Mette fuori Pennisi. Intanto rettifichiamo l'ammonito di prima, è Vincenzo Mazzola, non Marrone, sul fallo che poi ha permesso il Partinico Daci di battere la punizione. Fallo! C'è il cartellino giallo in vista. Estratto dall'arbitro ancora. Non formalmente, con Barbara a terra. Da stabilire l'ultimo uomo o no. Ammonito Barbara. Un giallo per parte. Punizione dal limite per la Super Giovane. Questa qui è veramente interessante. Andrà sicuramente Thomas Prestiani.
Il fallo non era da ultimo uomo. Dunque cartellino giallo per Alessio Barbara, 4 in barriera. Prestiani potrebbe andare col destro a giro, c'è la Vardera sul punto di battuta. Va Prestiani, basso, Sarr si distende, la palla rimane viva in area di rigore, l'aveva riproposta mezzo ronde, battuta bella, furba di Prestiani. Sarr però l'ha vista, grande controllo di Prestiani col tiro a giro che finisce largo, ma tutto fermo per posizione di fuorigioco. La parata di Charlie Sarr. Sicuramente avrà il desiderio di fare un altro clean sheet oggi, dopo non aver subito alcun gol contro il Casteldaccia una settimana fa. La Vardera insegue il pallone, duello con Palazzo che attende l'avversario, scambia con Salvadori, guarda in aria, il cross in mezzo, Sarr. Dembélé, Crisanto se la fa passare, Vincenzo Mazzola, adesso Orozco, il tacco, liberare la zona Pipitone, ancora però la super giovane, dal limite, pallone morbido verso la Vardera che l'aspetta, il tiro, Sarr, poi il tiro da parte di Mendia che fa 1-1. Il Partinico Dace lamenta un fuorigioco, ma la super giovane ha pareggiato i conti con Fabian Mendia. (1-1) al 20°. Il gol di Mendia, protestano Filì e Palazzo verso l'arbitro. È tutto da rifare per il Partinico Dace, super giovane che viene premiata dalla sua presenza nell'area di rigore avversaria. Sarr aveva risposto sulla ribattuta, è arrivato il terzino della super giovane che ha fatto 1-1, segnando così il suo secondo gol in campionato da parte di Fabian Mendia. Il primo lo realizzò nella partita sempre qui in casa contro la Parmonval, l'ultima che giocò al Failla prima del suo stop. A questo punto, come si poteva prevedere dalla vigilia, abbiamo adesso le conferme che sarà una partita molto interessante per entrambe le squadre che per larghi tratti della stagione volevano tornare alla vittoria. Ci sono riuscite, ma la continuità è quella che fa la differenza alla lunga. Due squadre che lotteranno per le posizioni più favorevoli della parte destra della classifica fino alla fine. Punizione per la super giovane, batte Prestiani, pallone alto direttamente fuori.
Due squadre che lottano a prescindere dalla situazione. Qui pallone regalato a Prestiani, che spreca tutto, mandando di molto sopra la traversa. Palazzo dà qualche indicazione a Sarr. Questo è uno dei punti a sfavore della costruzione dal basso nel calcio. Prestiani ha avuto un rigore in movimento, adesso verticalizza, allarga per Lavardera. Sguarda in aria, chiede pallo Rosco, traversone. Totalmente sballato, addirittura rimessa laterale per il Partinico Dace. Che occasione ha avuto la super giovane con Thomas Prestiani? Forse poteva avere il tempo di controllare quel pallone. Ha voluto calciare subito, anche per mettere una certa paura agli avversari, paura che è arrivata. Ma Prestiani ha buttato fuori la possibilità, nessun fallo qui, neanche su Pennisi, che la prende con il corpo in una maniera regolare, rimessa laterale per il Partinico Daci. Batte Polizzi, scambia con Cacicia, pallone messo fuori portata, nuovo traversone a metà con Barbara più largo e Crisantus che ha cercato in qualche modo di arrivarci, ma era abbastanza difficile. Il rilancio di Lautaro Campodonico. Adesso Palazzo, colpo di testa di Pipitone che mette un po' in difficoltà gli avversari. A loro volta riprendono il possesso con Pennisi. Prestiani, largo di prima, Ronde. Marrone. L'attacco di Orosco. Si prende la rimessa la super giovane. Ormai superata la prima metà di questo primo tempo. 1-1 al gol di Pulizzi al secondo minuto, ha risposto quello di Mendia al 20°. Ronde. Salvadori, regolare l'attacco di Dembélé e si prende la rimessa. Il difensore della Partinico Audace. Accademia Trapani in vantaggio contro la Folgore Castelvetrano. Il gol di Gambicchia. Accademia 1, Folgore 0. Qui Prestiani si ferma. Largo da Ronde, un po' più indietro. Attacca Crisantus. Ronde decide di sprintare, poi va giù senza fallo da parte di Crisantus. Di prima Cacicia anche un po' a memoria, c'era Marrone però in zona. Allora traversone leggermente sporcato, Palazzo risponde, non ci arrivano in due, parte il Partinico Dace con Olaoye che scatta in velocità, supera Penisi, lo deve mantenere in campo, deve fare un po' tutto da capo, deve rientrare e allora fa girare. Cacicia si propone dietro, qui cade Polizia, calcio di punizione. Batte Polizzi. Soltanto Prestiani in barriera. Va Polizzi basso.
Non produce nulla questa punizione. Sar. Rilancia. Non la può prendere Chrysanthus. Prestiani, l'attacco di Kacicia e il recupero di Pipitone. E allora Dembélé. Finta nel lancio lungo. Cercava Chrysanthus che era in fuorigioco. Adesso Maniscalchi. L'attacco con caduta di Marrone. Pallone recuperato da Barbara. A fronteggiare Maniscalchi. Entrata da dietro di Marrone. Cross in mezzo di testa in due. La tocca Chrysanthus. C'era anche Olaoye. Rimane l'occasione importante per il Partinico Dace. Si cercano abbastanza i colpi di testa all'interno dell'area. È proprio così che è nato il primo gol di questa partita, il momentaneo vantaggio del Partinico Dace. Olaoye, fermato immediatamente. Attacco di Manesi continua, pallone morbido, corre Olaoye, Pennisi davanti a lui, che si impone anche con l'aiuto del fisico. Cercato la Vardera, si continua, ma è stato fischiato fallo. Impedisce il contropiede alla super giovane. Tanta posta in palio oggi. Il fallo su Palazzo, aiutato da Lavardera a rialzarsi. Qualche protesta a bordo campo da parte di Riccardo Abenante e anche dalla panchina della super giovane Castelbuono. Dialogo a distanza, un attimo acceso con i protagonisti, il rappresentante, diciamo così, della panchina della Partinico Dace. Occhio al lancio che mette un sacco di paura alla super giovane, con Campodonico sorpreso dopo che il pallone rimbalza sul terreno di gioco. Non c'è stato alcun tocco e quindi nessun angolo, ma errori di base si stavano per concretizzare. Paura calcistica al Failla. Mendia. Salvadori. Barbara prova a fermare il proprio avversario. Servito Rosco, più libero. Traversione profondo, la chiama Sar con chi si stava avventando sul pallone, ovvero Mendia, un attimo in ritardo. Chrysanthus. Maniscalchi, Chrysanthus sulla strada del compagno. Prestiani recupera senza fallo. Tocca Maniscalchi. Nel passaggio voluto da Prestiani. È rimessa per la super giovane. Partita molto interessante, può avere diversi spunti, come può avere disattenzioni importanti, come quella che si stava per verificare poco fa. Velo di Prestiani, ma Lavardera un po' lontano. Kacicia. Pulici. Olaoye. Gira da Barbara, decisamente più spensierato da quel lato. Olaoye resiste su Prestiani, scontro con Mané, rimessa super giovane, la guadagna l'ex Giovannini del Porto.
Lo tocca l'arbitro il pallone dopo il passaggio di Mané indirizzato verso il cerchio di centrocampo, stava raggiungendo Prestianni. Pallone riconsegnato a chi ne aveva il possesso, ovvero al super giovane Mendia. Rientra largo un po' forte su Salvadori, tant'è che il controllo è difficile. Di testa Mané in anticipo rispetto ad Olaoye, Pennisi un po' così. E allora Caciccia in anticipo, va Pennisi su Olaoye, poi Mendia, lancio lungo, Lavardera deve calcolare bene i tempi, si va a scontrare con Dembélé che si prende il fallo. Si è imposto, senta subito, Adama Dembélé, classe 2002, francese. Barbara a metà, dove c'erano Olaoye e Caciccia. Qui è fallo su Marrone. Mane, lancio lungo verso Rondé, non la prende di testa assieme a Polizzi. Rimessa per la partita Dace, conquistata dall'ex Real Suttano. Mané, Salvadori si inserisce verso l'interno, Ronde invece Salvadori lo ha cercato verso l'esterno, convinto del fatto che avanzasse lungo la fascia. Invece Ronde stavolta ha voluto fare un movimento più da attaccante puro e non da esterno. In anticipo Barbara nei confronti di Mendia, si accentra, poi si va a scontrare con Pennisi. Scontro sul pallone senza fallo, e allora Orozco, largo da Ronde, di prima il passaggio verso l'interno, il pallone non arriva al liscio. I due del Partinico, Lavardera, Sarr. Si mostra ancora presente il portiere del Partinico Dace. Marrone, Rosco, c'erano due giocatori che potevano spazzare quel pallone che stava andando a scorrere verso il lato opposto rispetto da dove è partito, e invece nessuno dei due l'ha potuta prendere. Adesso Lavardera si accentra, un pochino di spazio, deve per forza allargare Orozco, tiro da fermo, c'è la schiena di Pulizzi. Super giovane che si rende pericolosa. Orozco in mezzo, non ci può arrivare Salvadori. Pallone lento, un po' troppo alto nonostante l'altezza di Salvadori. Barbara di testa, Crisantus, anche Caciccia la prende, la Oie in fuorigioco.
Prestiani cercava Ronde. Arbitro fischia un fallo. Punizione battuta un po' dietro. Lavardera, l'attacco di Filì, ma si continua. Prestiani vuole il gol a giro palo. Pallone che viene salvato da Barbara. Ma c'era il fallo sull'esterno delle Partinico Dace. Palo della super giovane Castelbuono. A parte il fallo che è avvenuto dopo, fondamentale Barbara lì. Poi se l'è preso il colpo, ma è voluta la sua presenza per negare il gol della super giovane su un'altra ribattuta, perché è così che è arrivato l'1-1. Solo che in quel caso c'era stata la parata di Sar, qui c'è stato il legno. Caciccia in due a calciare il pallone, fallo poi di Caciccia su Prestiani, giallo. Maniscalchi insiste nell'andare in mezzo a due, la recupera Orozco e la super giovane prova il tiro. Inizialmente Orozco nelle intenzioni, poi vuole l'imbucata per Lavardera, che era assolutamente a disposizione. Ultimi 5 minuti per questo primo tempo, poi ci sarà il recupero con la super giovane Castelbuono che sta insistendo. Posizione regolare per Lavardera, corre e contro tre avversari. Lavardera se l'allunga di troppo nell'ultimo passo decisivo, la può prendere comodamente Sar. Sta mancando qualcosina per poter rimontare questa partita la super giovane. Lavardera era scattato in una posizione regolare. L'ultimo tratto è stato fatale. Caciccia. Di testa anche Ronde. Palazzo cade, si continua. E avanza la super giovane. Non si può andare per vie centrali. Allora Mendia, Barbara. Tocca, la salva, la blocca, chiede aiuto. Cade, ma intanto la riesce a passare per Crisantus. Pulizzi se l'alza ancora Crisantus, mette giù, c'è Caciccia che si allarga, infatti va a ricevere. Adesso fronteggia Vincenzo Mazzola, Orozco gli calcia addosso ed è efficace questa azione che fa il centrocampista della super giovane, che poi allarga dall'altro lato dove c'è Mendia. Barbara, Pipitone, Caciccia deve metterla fuori perché c'è un problema per Barbara. Il gioco si deve fermare, viene chiesto l'intervento dello staff medico della Partinico Dace che entra dalla panchina.
Durante il proprio match il Partinico Dace ha perso Zerillo settimana scorsa, non vorrebbe perdere un'altra certezza come Alessio Barbara. Si recupererà qualcosa nel tempo di recupero di questi primi 45. Non sembra essere nulla di grave per Barbara, che si rialza senza problemi. Zoppica un pochino, ma sembra essere tutto ok. Mané consegna il pallone con fair play al Partinico Dace. Barbara rientra in campo. Filì. Passaggio sporcato, arriva Amane, l'arrivo di Barbara. La mette giù Prestiani, la alza Mendia. Fuori però. Barbara non la riesce a prendere Olaoye, la spazza via Amane. C'è Ronde che vede l'arrivo di Pulizzi. Ronde resiste, passaggio per Salvadori. Voleva andare dall'altro lato, sfugge due avversari. Salvatore potrebbe allargare per Mendia. Il pallone era lento. Riesce ad arrivarci Barbara. In mezzo al campo si scontra con Marrone. Attaccato a Mendia, ma la super giovane libera. Quella mattonella e allora Salvadori. Marrone. Passaggio no look deviato. Rimessa laterale. Batte Mendia. Subito Prestiani da dietro. 2-0 San Giorgio Piana. Sull'oratorio Marineo il gol di Graci. Piana 2, Marineo 0. Pallone qui sfila. Viene rilanciato, la Oie ci crede, Mané un po' in difficoltà. Partinico Dace che cerca di sfruttare la corsa dell'inglese, ex Akragas in Serie D. Barbara verso Crisantus, di testa Orosco. Un po' così, Pipitone. Rimessa laterale. Barbara diretto verso Crisantus, ancora Orosco. In traiettoria prolunga Salvador, il pallone arriva a Palazzo. Indisturbato. Dembélé un po' di più. Impegnato, dato l'arrivo di Prestiani. Adesso Mendia di testa. La prende Pipitone. La rilancia Felice, lamenta il fallo di Pennisi. Non c'è nulla. Di testa Vincenzo Mazzola. Pallone per Orosco. Insegue Pulizzi, lì c'è Pipitone. Passaggio per Prestiani. Guarda un po' la situazione. Marrone per Mané. Secondo di recupero. Si continua a giocare. Mané, cambio di gioco verso Ronde. Di testa la colpisce Pulizzi. Rimessa laterale per la super giovane che rimane avanti. Pallone che però si perde. Di testa Caciccia. Adesso Ronde nuovamente. L'attacco di Olaoye. Ronde lo supera. Riesce anche a crossare. Di testa Palazzo allontana. Riprende Pulizzi, ma c'è la fine del primo tempo. 1-1. Bello. Ricco di spunti tra Super Giovane Castelbuono e Partinico Dace. Al gol di Pulizzi al secondo minuto. Su assist di Crisantus. Ha risposto il pareggio di Mendia al 20°.
di ribattuta, poi Prestiani ha colpito un palo. Super giovane che è rimasta in proiezione offensiva nella seconda parte di questi primi 45. Noi ci prendiamo una pausa e torneremo poi di nuovo live dal Faila per la ripresa di Super Giovane Partinico Daci. Sicuramente è stata una partita di livello, è chiaro che l'andamento della partita per chi l'ha vista abbiamo creato tante palle gol, forse in assoluto la migliore per intensità e per azione, per sviluppo, per le occasioni create, secondo me è la migliore partita che abbiamo disputato in casa, è normale che poi vincerla negli ultimi minuti c'è stata tanta sofferenza, però quello che era importante, come hai detto tu, era vincere. Sarebbe stato magari un discorso diverso se avessimo realizzato la seconda rete, perché ne abbiamo create veramente tante. Poi all'unica occasione gol loro, diciamo, su un calcio da fermo hanno raggiunto il pari allo scadere del primo tempo. Sicuramente a livello psicologico è pesato, però i ragazzi devo in modo particolare elogiarli, perché fino alla fine non hanno perso la testa, hanno tentato in tutti i modi di agguantare il 2-1, ci siamo riusciti alla fine. Questo è un grandissimo segnale di grandissima personalità, perciò è un segnale che ci deve dare ancora più entusiasmo e già da domani, perché domani siamo qui al campo, perché giochiamo sabato e dobbiamo iniziare a preparare la prossima partita. Sicuramente ci godiamo questa vittoria, ma non faremo in tempo che già da domani penseremo alla prossima. Questa è la sesta vittoria consecutiva rispetto al girone d'andata, siamo a +3 perché lì avevamo perso, cioè, sicuramente un Gela diverso, un Gela che per atteggiamento, per qualità, per voglia è un Gela che esce sicuramente dal mercato più rinforzato. È normale che, come hai detto tu, non era facile, perché subire quell'1-1 sicuramente è stata una mazzata nella testa dei ragazzi. Sono andato a fine primo tempo, li ho tranquillizzati perché li vedevo, gli ho detto che la partita l'avremmo vinta. Chiaramente il risultato di 1-1 lo dovevamo in ogni modo metabolizzare, non pensarci più e andare al secondo tempo con lo stesso atteggiamento. I ragazzi lo hanno fatto e io penso che la vittoria è strameritata, anche se si è giunta negli ultimi minuti della partita. Quella è l'unica vera azione manovrata e gol del Misil Merida. Sapevamo che questa è una squadra che vive molto sulle ripartenze, e in quel momento della partita forse avevamo perso un po' di equilibrio e loro lì chiaramente sono ripartite. È normale che lì forse è svoltata la partita, perché lì siamo stati fortunati dopo quell'azione di Lavardera, la squadra ha capito che si doveva riequilibrare, abbiamo fatto anche i cambi per questo e con l'equilibrio, con la voglia, con l'atteggiamento giusto siamo riusciti a vincerla. Non ce n'è partita da sottovalutare, per me sono tutte finali, perché l'obiettivo è quello di provare a vincere tutte. È normale che è diventato un campionato emozionante, un campionato dove le due battistrada fanno punti, almeno per quello che mi hanno detto non sono risultati dagli altri campi. Per noi sono tutte finali, da domani inizieremo a preparare sicuramente un altro bel banco di prova, perché sappiamo che Castellammare in casa è una squadra che fa tanti punti. Loro erano partite anche forti, hanno trovato il gol, abbiamo rischiato anche di prendere il secondo, però poi abbiamo cominciato un po' a trovare le misure e abbiamo pareggiato. Poi nel secondo tempo diciamo che loro un po' si erano un po' disuniti, forse non si aspettavano una nostra reazione, però è una squadra che non molla, come è la mia che non molla, e come hai detto tu, lì è un po' una partita senza esclusioni di colpi. Puoi vincerla tu, la può perdere quell'altro. Loro sono stati anche più fortunati nell'ultimo giro di lancette, perché avevo un mio giocatore che era rimasto fuori, una palla contesa che poi non so perché è un po' riniziato da quella parte lì, però ripeto, non è che ci dobbiamo attaccare a tutto questo, perché io ero più felice se facevo il risultato, soprattutto per questi ragazzi che lavorano sempre dando il massimo già in settimana, e oggi era un po' un premio a tutto quello che stavano facendo nell'arco di queste 15 più 3, 18 giornate. Però non è andata bene, però mi tengo una grande prestazione e penso che chi sia venuto al Vincenzo Presti non abbia visto una partita di eccellenza, ma credo anche di qualcosa di più. Non siamo venuti qui per fare barricata, non siamo venuti qui per fare un po' la vittima del Gela. Chi mi conosce sa che le partite me le vado a giocare. Eravamo 14-15 persone che tante volte, quando
perché abbiamo degli infortunati, qualche squalificato, non abbiamo magari la possibilità di fare determinati cambi su determinati posti, e c'è anche questo. Però noi siamo stati sfortunati non per i cambi, ma perché in quel momento lì è uscito un mio difensore, che era Basile, e in 10 contro 11 magari quell'uomo in più che si è riversato, che era Giuliano, per cui un difensore in più, è stato bravo a fare il tap-in e a mettere palla del 2-1 a tempo scaduto. Io ricordo questa piazza con grande gioia, con grandi ricordi, perché l'ho fatta nel periodo da giocatore, quando era in Serie C. Sono stato qui 4-5 mesi, e poi sono stato qui da allenatore in C 2 anni. Questa è una piazza che ancora ricordo, la famosa partita contro il Napoli, che era il guardaline sotto le palazzine, non ha segnalato un fuorigioco, un nostro giocatore che veniva da dietro, e che avevamo quasi pure battuto il Napoli, che poi ha vinto il campionato, per cui ho ottimi ricordi. Questa è, come ho detto ai miei giocatori, oggi veniamo al Vincenzo Presti con una cornice di pubblico importante. Fate vedere di che pasta siete fatti. E io su questo sono fiero e orgoglioso dei ragazzi, perché hanno tirato fuori una prestazione senza, come dire, aver paura del Gela. È terminata con il risultato di 2-7 la sfida, la trasferta qui a Trapani tra Giudecca e Palermo Futsal Club. Siamo qui con Dante Vitiello, un graditissimo ritorno, 2 gol. Qual è il tuo pensiero? Partiamo subito dai gol, magari. Sono felicissimo intanto di essere tornato al gol e innanzitutto di essere tornato in campo, anche perché mi è mancato per problemi, diciamo, personali, e quindi vedo l'ora di ritornare. Fare gol ancora meglio, perché, diciamo, mi dà ancora più motivazione. Poi mi piace il fatto che comunque sia stato uno, voglio dirlo, dei miei gol, ecco. Hai fatto 2 reti, ne stavi facendo addirittura un altro. Cosa hai pensato quando il portiere ti ha levato praticamente sotto l'incrocio dei pali a terza rete? Ci avevo creduto, ho detto arriva una tripletta all'esordio magari. Purtroppo non è arrivata, però l'importante è che abbiamo portato i 3 punti a casa e che continuiamo a tenere il primato in classifica. Adesso parliamo un po' della partita in generale. 2-7, un buon primo tempo, nel secondo forse tante chance sprecate. Come l'hai vista la tua partita, della formazione e del collettivo? Abbiamo preparato molto bene questa partita, sapevamo a cosa andavamo incontro, comunque una trasferta difficile arrivare anche qui a Trapani, però sapevamo che avremmo fatto bene, perché comunque siamo un bel gruppo, siamo una bella squadra, dove siamo ci meritiamo di essere, per me. C'è stato forse un piccolo neo di questa partita, ovvero l'espulsione di Lorenzo Chinnici. È il tuo stesso ruolo, la prossima sfida è contro il Club Olimpia, che è una delle poche formazioni ad aver battuto il Palermo Futsal Club nel girone di andata. Ti candidi ad una maglia da titolare? Assolutamente sì, io sono sempre disponibile a disposizione del mister e del presidente della società, sempre a essere pronto a giocare in qualsiasi momento. Mi dispiace per questa purtroppo espulsione, ma purtroppo è andata così. Chiudiamo invece con la tua esultanza. Prima hai salutato come Bellingham, poi invece hai mandato un bacio verso chi era rivolto, perché abbiamo visto che era verso il pubblico. Sia alle persone a casa, alla mia ragazza che mi aspetta a casa, specialmente alla famiglia, ma specialmente a tutti quelli che ci seguono ogni giorno, perché anche grazie a loro, tra virgolette, è bello segnare anche per i tifosi. Qui con la coppia di presidenti del Merlo Calcio 5, oggi vincente contro il Sant'Isidoro Bagheria. Un saluto a Wilson Merlo e Raffaella Sansone. Un saluto qui a Wilson Merlo e Raffaella Sansone, che hanno visto i propri ragazzi oggi portare a casa 3 punti importantissimi che proiettano la squadra in zona playoff. Allora, è stata una partita abbastanza... era importante, è stata una settimana importante, e soprattutto oggi con l'assenza del mister per cause, diciamo, aveva la febbre oggi il mister e non poteva venire, quindi oggi è stata una partita che all'ultimo si è riservata complicata, perché non sapevamo come gestirla. Devo dire che i ragazzi si sono comportati bene, abbiamo avuto Bongiovanni che ci ha dato una grande mano insieme a Rizzuto, perché noi non siamo mister, quindi noi ci mettiamo solo nel lato presidenziale. Ma tutto sommato è stata una gara bella, che portiamo a casa 3 punti molto importanti. Non guardiamo il lato della classifica, ok, siamo ai playoff, ma l'obiettivo per adesso rimane sempre la salvezza. Questa è un'importante vittoria, soprattutto in fase di scontri diretti.
È iniziato il secondo tempo di Super Giovane Castelbuono, Partinico Dace 1-1, il parziale, ha segnato Pulizzi al secondo minuto, poi c'è stato il pareggio di Mendia al 20°, Super Giovane in pressione offensiva con il palo colpito da Prestiani che poteva rimontare la situazione. Super Giovane che non ha cambiato nulla nei suoi 11, si riparte dal 4-2-3-1 di Marco Vittorietti, Campodonico in porta, poi Vincenzo Mazzola, Pennisi, Manè, Mendia in difesa, centrocampo Orosco e Marrone, Rondi a destra, Salvadori a sinistra, Prestiani dietro, Lavardera, unica punta. A disposizione in panchina Mammano per la porta, poi Coppa, Presti Giovanni, Cotugno, Genovese e Gianmaria Mazzola. Ci sono stati due cambi invece nella Partinico Dace, sono entrati Cinà e Miceli che oggi fa 20 anni. Tra poco capiremo meglio per quanto riguarda la doppia sostituzione che c'è stata. Partinico Dace che ha iniziato il proprio match con Sarra in porta, poi Filippo, Palazzo e Dembélé in difesa. A centrocampo Barbara, Pipitone, Caciccia e Pulizzi, in attacco Maniscalchi, Crisantus e Olaoye. A disposizione in panchina Cascione per la porta. Per questo secondo tempo Fama, Elia Marino, Davide Marino, Musso, Grillo e Ganci. Fallo laterale per la super giovane Castelbuono con il pallone per Prestiani vicino alla bandierina, recuperato da Caciccia, esce fuori e allora nuova rimessa. Stavolta per il Partinico Dace. Pulizzi cerca di anticipare Lavardera, poi il passaggio di Orosco per Ronde, molto bello la chiusura proprio di Pulizzi in calcio d'angolo. In questo secondo tempo la super giovane attaccherà sotto la propria curva. Si è fatto male però Pulizzi nell'intervenire. L'autore del gol della Partinico Dace, angolo per la super giovane, batterà Orosco. La curva vuole il colpo di testa di Capitan Pennisi, che di solito si inserisce, parte Orosco in mezzo, di testa proprio Pennisi a staccare. Non può centrare la porta. Il difensore della super giovane, che oggi fa 60 presenze con questa maglia, tra la scorsa e l'attuale stagione, in eccellenza dai Madoniti. Barbara colpisce di testa, Marrone chiude, il Partinico Dace va avanti ad attaccare. Tra poco faremo il recap anche degli altri campi di questo girone A di eccellenza siciliana. Si gioca la 19ª giornata.
Pipitone, largo, ancora Pipitone, passaggio di prima, scambi di prima del Partinico Daci anche con Maniscalchi. La riprende Palazzo, si ricomincia da Dembélé. Casteldaccia avanti sulla Lascari Cefalù grazie al gol di Fazio. Casteldaccia 1, Lascari 0. Accademia Trapani avanti contro la Folgore Castelvetrano 1-0. Sta decidendo il gol di Gambicchia, dunque Accademia 1, Folgore 0. C'è anche il vantaggio doppio però del San Giorgio Piana sull'Oratorio Marineo grazie ai gol di Visconti e Graci. Piana 2, Marineo 0. Si gioca anche Don Carlo Misilmeri Marsala e la gara della capolista Athletic Palermo contro il San Vitolo Capo. Pulizzi, Barbara, possesso subito perso da parte del Partinico Daci. Ronde, Salvadori, la riserva per Orozco. Tanto il cambio nella Partinico Daci è stato soltanto uno, è entrato soltanto Miceli. Cina rimane in panchina, Miceli è entrato al posto di Crisantos, dunque cambia qualcosa in attacco dal punto di vista tattico a Benante, dato che Miceli è un centrocampista. Occhio qui l'inserimento di Maniscalchi, Marrone davanti a lui. Lancio lungo, Lavardera si inserisce Prestiani, c'è largo Salvadori, che tiro da quella posizione, è possibile effettuarlo, traversa di Lavardera, secondo legno della super giovane dopo il palo di Prestiani. Super giovane nuovamente a un passo dalla rimonta, dal gol. Fermato il pallone di Ronde, adesso Pulizzi. Il passaggio ad imbucare di Caciccia per Olaoye, passaggio ancora per Caciccia, rientra, evita Marrone, Caciccia calcia da lì, Campodonico la salva in tempo. Gran tiro di Claudio Lavardera, vicino a fare 4 gol con la maglia della super giovane. La traversa gli ha negato tutto dalla lunga distanza. Salvadori bloccato da Polizzi, la riprende Mané. Salito lancio lungo da parte sua per Ronde. Mette giù, fronteggia Miceli, cross di prima, è Cesar. Manca ancora tanto così a segnare il gol del 2-1 per la squadra di casa. Giù Polizzi con fallo. In diversi non sono d'accordo. Batte Adama Dembélé. Cina contro Marrone, si continua a giocare per la norma del vantaggio, imbucata di Marrone per Prestiani, risponde Sar. Adesso arriva il giallo. Per Fili. Ce ne sono stati diversi di ammoniti nel corso del primo tempo, lato Partinico Daci, Barbara e Caciccia, lato super giovane Vincenzo Mazzola, che era diffidato e salterà la prossima partita della super giovane Castelbuono.
Cross in mezzo, c'è anche Sarr, doppio colpo di testa, poi nessun fallo da parte di Sarr. Orozco è ancora su in area, si lotta. Tutto regolare all'interno dell'area. Uscita del portiere che ha portato alla presenza di tantissimi giocatori in mucchio e nel giro di pochi metri. Palazzo di testa per Miceli. Pulizzi di prima gioca il Partinico Daci come vuole a Benante. Il pallone però è un po' troppo lungo. Ronde. Aspetta la Vardera. Salta Dembélé. Anche Polizzi a vuoto il suo lancio. Rimessa super giovane. Era già uscita dopo che Orozco si è avventato e successivamente l'ha toccata. Ronde. Vardera verso Ronde, c'è Maniscalchi che effettua il passaggio su Olaoye. Maniscalchi se ne va il Partinico Daci, adesso è difficile servire Olaoye, infatti Maniscalchi va verso il centro, gli sta addosso Ronde, la recupera Orozco, spazio per Salvadori, spazio a sinistra, Salvadori rincorso da Pipitone e da solo c'è eventualmente Prestiani, la chiusura di Pipitone a concedere la rimessa laterale per la super giovane Castelbuono, che vuole la spinta in più anche da parte del pubblico. È fatto difendere. Man mano quando ha parato è stata una sanzione da parte dell'arbitro prima della battuta di questa rimessa laterale. Non è verso il centro. Qui c'è il fischio dell'arbitro a concedere la rimessa alla Partinico Daci. Ha ammonito Pipitone nella situazione di prima. L'anno scorso c'era pure Garovolo. Oh Paolo. Fallo su Caciccia. Batterà Maniscalchi. Tutti al limite dell'area, pallone che viene colpito col tacco da parte di Caciccia, lo va a recuperare però la super giovane che ha tanto spazio. Mané imbucata per la Vardera, posizione irregolare. Punizione per il Partinico Daci. Dopo che la Vardera è stato beccato dalla terna, con arbitro Giuseppe Mandracchia di Agrigento, gli assistenti sono Nicolò Somma di Palermo e Antonino Barbagallo di Enna. Cambio pronto per Abenante, entrerà Ganci. Intanto il San Giorgio Piana ha fatto 3-0 sull'Oratorio Marineo, ha segnato Scalisi, Mattia Scalisi. Dunque San Giorgio Piana 3, Oratorio Marineo 0.
Prestiani, spazio a disposizione, calcia in curva. Ed eccolo qui il cambio, il secondo per il Partinico Dace. Entra Manuel Ganci, esce Caciccia. Dentro l'ex Primavera della Palermo che si va a posizionare a sinistra con Miceli che va dall'altro lato, o meglio prende la sua posizione originale da centrocampista. A questo punto tornano 3 elementi offensivi in campo per i neroverdi: Maniscalchi, Olaoye e Ganci. Maniscalchi a fare il centrale, Olaoye va a destra, Ganci a sinistra. Centrocampo con Pulizzi, Pipitone, Miceli e Barbara. Sulla destra, qui Olaoye lamenta un fallo, non c'è nulla per l'arbitro che era in zona. Difesa invariata, quella della Partinico. Cross in mezzo di Barbara, ci arriva Ganci, poi in ritardo. Vede l'arrivo di Pulizzi. Cross in mezzo di testa. Il tentativo anche di rovesciata di Miceli che commette fallo, si continua per il vantaggio. Fuori gioco non c'è e allora la Vardera, il lancio per Ronde, controllo a seguire, pallone fuori. C'è il gol dell'Athletic Palermo segnato Salazar contro il San Vitolo Capo, dunque Athletic 1, San Vitolo Capo 0. La capolista Athletic torna al suo posto di settimana scorsa, dato che il Gela è stato primo almeno per la notte scorsa dopo le 3-0 di ieri contro il Castellammare. Invece ha accorciato l'Oratorio Marineo, ha fatto 3-1, ma il Piana ha segnato il quarto gol con Pace, dunque San Giorgio Piana 4, Oratorio Marineo 1. Il pallone viene lasciato lì a centrocampo, allora Miceli cerca Olaoye, c'è Mané davanti a tutti, si impone, sale Manuel Mané, il tocco di Fili. Allora si va verso la catena di destra con Orozco, scambio con la Vardera, un po' troppo lungo il passaggio di ritorno, deviazione che favorisce il Ronde, cross in mezzo, basso, c'è Pipitone in angolo che salva i suoi. Partinico Dace in difficoltà dal punto di vista offensivo, nella super giovane a volere il gol del vantaggio, quello della rimonta. Dalla bandierina il solito Orozco parte col mancino passo, primo palo, si avventa Prestiani in curva. Passo 9 dunque per il Partinico Dace con Maniscalchi a prendere il ruolo di attaccante centrale. Il rinvio di Sarra, di testa salta Loie, c'è Pennisi, Pipitone, Pulizzi, anche lui a centrocampo, allarga Miceli, il pallone passa, lo prende Campodonico. Forza vuoto di Olaoye che si era inserito.
Orosco, Vincenzo Mazzola, Pennisi, largo a trovare i compagni, cross basso in mezzo, Dembélé prima di Lavardera, la proposta di Mendia verso il centro dell'area, verso Claudio Lavardera, la lettura di Adama Dembélé, dalla bandierina va la super giovane con Thomas Prestiani, insiste la squadra di Marco Vittorietti. Prestiani parte il suo pallone a giro, Pennisi il solito ad inserirsi, c'è un'altra deviazione, si cerca la testa del capitano a sfruttare i suoi centimetri in altezza in situazioni come queste. Batte Orosco, parte il suo pallone, allontana il partenico Dace con Olaoye, poi il tentativo a giro di Mendia bloccato da Sarri, la rincorre Olaoye, Marrone davanti a lui e allora Mané, viene incitata la super giovane Castelbuono, lancio profondo verso Lavardera, era in fuorigioco ma la prende di testa Fili, punizione per il partenico Dace, scattato oltre la linea dei difensori Lavardera. Passaggio errato da parte dei neroverdi, occhio al destro alto di Prestiani, ci sta provando un po' in tutti i modi la super giovane Castelbuono, cercando di sfruttare gli errori delle partenico Dace, e questo non è stato il primo, dato che è stato praticamente servito un pallone a Prestiani come se fosse un rigore in movimento. Prestiani l'ha mandata alta da posizione centrale davanti la porta nel primo tempo. Palazzo, lancio lungo, Mané è in controllo anche se esce Campodonico. Mazzolo fa fare un beccetto la panna. Accorcia ancora l'oratorio Marineo a Piana degli Albanesi, 4-2 la situazione. Speriamo presto di darvi anche i marcatori da parte della squadra ospite in casa del San Giorgio Piana. Partita che potete seguire su Sporticili assieme anche a Don Carlo Misimeri Marsala. Occhio a questo pallone in mezzo, la va a spazzare anche Ganci. Se volete c'è anche Accademia Trapani Folgore Castelvetrano in diretta sul nostro canale YouTube. E assieme a Super Giovane Partenico Dace potete fare tutti i switch che volete per rimanere ancora più aggiornati sull'evolversi dei parziali gol del Casteldaccia. Ha segnato Sferruzza, Casteldaccia 2, Lascari 0. Punizione per il Partenico Dace. Mancano poco più di 20 minuti più recupero per decidere in un modo o nell'altro questa partita. Lanciato Barbara di testa, se la lunga, duello con Mané, riesce a crossare ma in modo sfortunato. Poi c'è stato alla fine un tocco da parte di Mané. Mané va a parlare con il guardaline che era lì e allora opportunità dalla bandierina per il Partenico Dace. Va a battere Maniscalchi, salgono le torri nero-verdi stavolta.
Parte Maniscalchi a giro di testa, prova Pulizzi, ma la va a toccare Pennisi. Altro angolo dall'altra bandierina. Un pareggio 0-0, brutta partita. Batte Ganci, non è basso di Ganci, facilmente spazzabile dalla super giovane con Prestiani, ripropone Pipitone. Mendy attacco, ma Salvadori un po' indietro. Alla fine Pipitone va in acrobazia, è rimessa laterale per la super giovane Castelbuono, che ricomincia dalla propria linea difensiva. Cambio pronto tra le fila ospiti. Sarà il numero 3 per Abenante. Ancora nessuna mossa per Vittorietti. Tra l'altro settimana scorsa l'allenatore della Super Giovane Castelbuono non ha fatto nessun cambio a Castelvetrano. Ha mantenuto gli stessi 11. Pulizzi si scontra con Ronde. L'ultimo tocco è il suo. Si va adesso con il cambio per la Partinico Dace per Abenante. Entra Fama, esce Maniscalchi. Un esterno per un esterno, anche se Fama potrebbe fare anche il centrale. Vedremo come si sistemerà in attacco la Partinico Dace. Capiremo anche il possibile spostamento di Olaoye, che nel corso dell'intervallo ha cambiato gli scarpini. Prima erano di colore verde fluo, adesso sono di colore blu scuro. Fama va a destra con Olaoye centrale, Ganci va a sinistra, con Ganci che mantiene la sua posizione sul fronte offensivo. Pallone che non passa, lo riprende la super giovane con Prestiani, ultimo tocco, però di maglia bianca. Non è facile, bloccata la Orosco. Ronde stava per intervenire Pulizzi, poi si è accorto che il fallo era più probabile del contrasto regolare. Ronde la lascia passare oppure voleva prenderla e non ci è riuscito. Questa seconda opzione si è rivelata concreta. Pipitone verso la nuova entrato Simone Fama in fuorigioco. Si è alzata la bandierina dell'assistente arbitrale. Orosco. Vincenzo Mazzola. Trattenuto da Pulizzi. Ha rischiato il cartellino giallo. Il centrocampista della Partinico Dace, che è diffidato assieme a Cina, che però rimane in panchina. Diffidati nella super giovane sono Mendia, Pennisi e Prestiani, oltre a Vincenzo Mazzola che è stato ammonito. Lancio lungo di Dembélé verso Olaoye, prima c'è Mane. Pallone profondo, Fili in anticipo al volo, poi nello spazzare non è al meglio e allora Marrone con un po' di calma vuole girare verso Ronde, c'è però la corsa di Ganci, si allarga Fama.
Riceve adesso, scambiano i due, ancora ganci verso l'interno, voleva Oloye che è rimasto lì sulla lunetta. Non è andato a prendersi il pallone, ci aspettava un pallone diverso. David Oloye. Il pallone è troppo potente per Prestiani. E allora Sar da capo la partita di Audace che adesso si sta prendendo un pochino di campo e vorrebbe sfruttare È bloccatissimo. quest'ultimo quarto d'ora che rimane. Scatta in posizione regolare Oloye, colpo di testa di Pennisi. Vicino proprio all'attaccante nero-verde che segue, la prende Campodonico. Lancio lungo di Marrone, controlla Ronde con la spalla. Non riesce. Pipitone aggrappato da Marrone. L'arbitro anche in questo caso non estrae alcun cartellino. Oloye. C'è Marrone, Oloye cade. Nuovo calcio di punizione. Prende metri il Partinico Dace. Batte ganci. Bel pallone, colpo di testa di Palazzo, controllato da Campodonico. Il tentativo della classe 87, uno dei marcatori della sfida di settimana scorsa contro il Casteldaccia. Allarga Marrone. Orosco trova Pipitone. Marrone si mette davanti il centrocampista del Partinico Dace. Adesso il pallone è di Vincenzo Mazzola verso Rondi, lo anticipa Polizzi. Occhio all'imbucata per la Vardera, non potrebbe calciare adesso, sì, ma soltanto sotto le gambe di Fili, che però capisce. Salvadori stava per allargare, scivolata evitata con Marrone che è andato a terra, fa ma lancia Oloye, esce Campodonico, la tocca anche Oloye, è soltanto rimessa dal fondo. Importante l'uscita da parte del portiere della Super Giovane. Occasione per il Partinico. Altro lancio profondo verso Prestiani, esce Sar. È arrivato il dato spettatori dall'assistenza di produzione, sono 265 i presenti oggi al Failla, 55 tifosi ospiti. Salvadori cade, fallo di Miceli.
Punizione per la super giovane Castelbuono. La battuta in mezzo di testa, Filì. Anche Ganci. Orosco, partita in bilico. Arriva Prestiani, la salva per Pennisi, scambio. Volante, trattenuta, non c'è nulla secondo l'arbitro. Tutta la curva voleva il calcio di rigore. Non c'è nulla, però per Mandracchia di Agrigento. Presunta trattenuta in area di rigore. L'arbitro ha lasciato proseguire. Super giovane che rimane pericolosa. Al volo Famà verso la Oie, che ancora ne ha a disposizione per correre. Barbara dietro, Famà allarga sulla schiena però di Mendia. Miceli, Barbara alza la gamba Manè rischiando e infatti c'è il fallo. Punizione, Partinico Audace. Batte Ganci in mezzo di testa, Marrone allontana. Cambio per la Partinico Dace, è il quarto per Abbenante. C'è l'ingresso di Davide Marino. Esce Barbara. No. Si stava avviando l'ex San Vito verso il bordo del campo. Esce Olaoye, infatti. È un cambio offensivo questo qui. Tanta corsa per David Olaoye. Non ha potuto trovare il gol. Dentro Davide Marino si fa rivedere dopo un po'. Ha rappresentato il gruppo dei titolari nella prima parte di stagione nella classe 2007. Intanto Maltese ha fatto doppietta, dunque San Giorgio Piana 6, Oratorio Marineo 2. E 1-1 invece tra Don Carlo Misilmeri e Marsala. Poco fa il pareggio della Marsala con Giardina. Orosco. Contrasto con Polizzi. L'arbitro ci ha pensato un po' su, c'è il fallo. Orosco con il mancino, Prestiani con il destro. È Prestiani che andrà, perché Orosco va a raggiungere la zona poco dietro la barriera. Composta soltanto da Pipitone. Parte Prestiani. Passo arretrato, non verso il centro, allontana Famà. Occhio a Marrone che deve stare attento all'arrivo di Davide Marino. 2 contro 2, pallone allargato per Ganci. Attacco di Manè, Ganci si incarta su se stesso, chiede anche il fallo, non c'è nulla. E allora Marrone prova
a prendersi un po' di spazio la super giovane dopo che il Partinico d'Ace è andato a sbilanciarsi poco fa. Salvadori, entrata regolare di Fili che protegge fino all'ultimo, poi rilancia fuori. La super giovane vuole il gol del 2-1. Ha colpito un palo con Prestiani, una traversa con Lavardera. Ha reclamato un rigore non molto tempo fa. Vorrebbe tanto i 3 punti la squadra di Vittorietti per dare continuità al pareggio importante di Castelvetrano. L'ultimo tocco nero-verde qui, rimessa super giovane. Batte Mané, subito. Il pallone arriva alla Lavardera, controllo, ok. C'erano un paio di giocatori che hanno reclamato il fallo di mano, prova ad andare Mané, adesso Palazzo e rilancia. Un po' indietro Fama che fa sportellate con Pennisi, la tocca e allora il Partinico d'Ace può andare. Pulizzi non riesce a controllarla, a portarsela avanti. Fama, retropassaggio, pazzia di Simone Fama, mani in testa, regalato l'angolo per la super giovane. E tutti dietro allora, con Prestiani dalla bandierina. Sicuramente voleva effettuare un retropassaggio più tranquillo, Fama verso il proprio portiere. Va Prestiani dalla bandierina, Palazzo allontana. Marrone. Prestiani rientra dal fuorigioco, Marrone fortunato, cross che riesce male, Palazzo però la passa a Prestiani, che si prende un altro calcio d'angolo per i suoi. Si cerca il gol di testa, Prestiani va adesso in mezzo, di testa allontana Fama. Ancora Prestiani, nuovo cross di testa, Ronde fuori. Occasione super giovane con Ginel Ronde. E adesso Fama può tirare un enorme sospiro di sollievo dopo quello che ha combinato. Con 2 calci d'angolo. Il tentativo di Ronde, cambio super giovane. Entrerà Cotugno. Esce Mendia. Spinta in più sulla sinistra. Con l'ingresso di Marco Cotugno. Elemento più offensivo rispetto a Mendia, l'autore del gol e della super giovane. Vittorietti effettua un cambio dopo quasi 180 minuti tra la partita di settimana scorsa e questa qui. Esattamente 178, dato che siamo con il cambio al minuto 88. (3-0) del Casteldaccia, ha segnato Moccero, l'ex Casteldaccia 3, Lascari 0. Lascari che sembra aver tirato i remi in barca. Nonostante meritava qualcosina in più contro il Castellammare una settimana fa. Ha dato il dominio sul fronte delle occasioni. Però resta un'impresa la salvezza dell'ultima in classifica. Mané si fa male. Contrasto con Miceli.
Tra l'altro il primo gol del Castellaccio l'ha segnato Fazio, che nella prima parte di stagione ha giocato all'Ascari ed era anche il capitano. Per chiudere l'argomento, Capondonico largo per Mané. Si vede un po' di velocità, anche se le opzioni diventano sempre di meno, ma la super giovane è sempre in partita. Pennisi si prende la rimessa, la lascia a Orozco. Siamo dentro il tempo di recupero, vedremo fino a quanto si giocherà. Lancio lungo di Salvadori verso la Vardera, in rimonta Barbara. Inizialmente era solo la Vardera in quella zona di campo, soltanto che il pallone non è arrivato con la velocità giusta. Il rinvio a guanto aperto di Sar. Fallo di Polizzi. Ed eccolo qui il giallo per Polizzi. Stavolta non può nulla. Salterà la prossima sfida. Praticamente il centrocampo titolare del Partinico Audace di oggi è stato completamente sanzionato con il cartellino giallo. Poi Caciccia è uscito. Punizione, super giovane. Di testa Pennisi prolunga per Ronde. Non ci può arrivare. Filippo. Pallone verso Barbara. Insegue Mané. Ultimo tocco di Mané e angolo. Va avanti il Partinico Audace ad attaccare, a sperare nel gol. Va Ganci. Ragazzi che c'è una settimana può dire no. È un po' fare qua. Quasi tutti in mezzo. Pallone basso verso il primo palo. Non viene allontanato definitivamente Mané. Allunga e prova a far correre la Vardera. Ancora in fuorigioco. La bandierina si è alzata e i giocatori continuano a correre. Bandierina su. Arbitro tempo! Si lamenta il punto di battuta. La segnalazione della bandierina alzata è arrivata con la mattonella e invece non si va a continuare questa partita 1-1 tra Super Giovane Castelbuono e Partinico Audace. Un punto a testa dove la Super Giovane ha rischiato di vincerla. Il Partinico Audace si prende questo punto che alla fine si può rivelare prezioso. Gol di Pulizzi al secondo minuto, un colpo di testa su assist di Crisantus che ha crossato dalla destra. Il pareggio di Mendia al 20° su una ribattuta. Poi la Super Giovane ha colpito il palo con Prestiani, la traversa con la Vardera e stava avendo modo di prendersi i 3 punti. Super Giovane Castelbuono e Partinico Audace che ancora dovranno sudare per conquistare la salvezza sul campo. Per quanto riguarda gli altri campi,
Casteldaccia che ha vinto contro la Scaricefalù 3-0, ha vinto anche l'Athletic Palermo sul San Vito Lo Capo per 3-0, dunque sono arrivati altri 2 gol. Ha vinto l'Accademia Trapani sulla Folgore Castelvetrano per 1-0. Attendiamo ancora i finali da Piana degli Albanesi e Misilmeri, dove il Piana sta vincendo 6-2 e il Misilmeri sta pareggiando 1-1 contro il Marsala. Per quanto riguarda il prossimo weekend, la super giovane Castelbuono giocherà a Marineo contro l'Oratorio, mentre il Partinico Dace ospiterà il Castellammare. È tutto dal Failla, grazie dell'attenzione, ciao da Slava Gerace, alla prossima.